Buonasera, ben trovati a Primus Inter Pares, è l'appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, ovviamente non siamo nella nostra sede come ben vedete, siamo nell'ufficio del sindaco di Padova Sergio Giordani, che proprio l'altro giorno ha vinto le elezioni per quanto riguarda il primo cittadino di Padova, quindi lo ringrazio dell'ospitalità e ovviamente faccio i complimenti per essere stato rieletto, dunque complimenti. Grazie. Senta, una chiacchierata un attimino, questa un po' diversa dalle altre, non le chiedo, le chiederò poche cose per quanto riguarda il futuro della città di Padova, però mi piacerebbe sentire le sue emozioni, cioè quello che lei è riuscito a provare in questi 2 o 3 mesi di lavoro intenso che lei ha fatto in mezzo alla gente e poi il successo che lei ha ottenuto davvero straordinario. Io credo che nelle ultime tornate elettorali nessun sindaco abbia vinto con un distacco come ha vinto lei, quindi che lezione è stata, Giordani, questa? Il risultato è stato anche merito di lavoro di una squadra, non solo mio. Una squadra che ha lavorato intensamente in questi 5 anni, assessori, staff, veramente importante. E poi anche le liste che mi hanno sostenuto in questo periodo elettorale. Ma a me ha affascinato molto, a me piace molto. Intanto scherzando dico che ho la delega alle sagre, ma è uno scherzo ovviamente. A me piace stare in mezzo alla gente, andare ai mercati, parlare con la gente, sentire anche le opinioni, gli errori che facciamo. Sono stato in una scuola, ho visto, non dico dove, 2 panchine di una scuola, tutte con nastro bianco e rosso, queste cose mi fanno infuriare. Per cui i piccoli dettagli per me sono importanti. E quando uno fa una campagna elettorale abbastanza intensa, come ho fatto io, 10-11 appuntamenti al giorno, è chiaro che anche sotto l'aspetto emotivo si provano sensazioni molto particolari. Una sera è stanco, però anche soddisfatto. Certo. A me piace molto, proprio mi stimola, mi rende felice. Senta Sindaco, è vero, lei correttamente, per vincere ci vogliono le persone, ci vogliono i collaboratori, perché sicuramente ci vuole, però ci vuole anche la persona, perché presumo che anche l'avversario, gli avversari politici avranno avuto delle persone che lavoravano, ma la persona poi fa la differenza e lei in questa tornata elettorale l'ha fatta. Secondo lei dove ha vinto Giordani? Cioè, che qualità dopo 5 anni di aver governato Padova, perché l'hanno votato in maniera così importante dal suo punto di vista? Cioè, ha una chiave di lettura in questo senso? Io ho sempre detto, ancora 5 anni fa, che io sono abituato, anche in altri settori, parlo dell'Interporto piuttosto che il calcio Padova, di circondarmi di persone capaci. Questo è il segreto, persone capaci, possibilmente meglio di me, che siano leali, corrette, oneste, che lavorino. Questo è il segreto per vincere. Da soli non vai in nessun posto, è impossibile. Molte volte ho un'idea, la cambio in funzione di suggerimenti, di tecnici, di dirigenti. Io non sono assolutista, io ascolto le persone, ho la fortuna di avere persone capaci. Parlo di... E su questo non le piove, io voglio sapere, lei, secondo lei, Giordani perché ha vinto, che gioco di parole, però Giordani ha vinto e ha rivinto, è stato rieletto sindaco, perché secondo lei? Ho capito per merito ovviamente di tutta la squadra e questo non ce ne piove, ma secondo lei perché Giordani ha vinto? No, è anche un discorso umano, sono molto vicino alla gente, parlo con tutti, mi piace. Io ho una fortuna che sono appassionato a questo lavoro, mi piace molto quello che faccio, spesso e volentieri mi piace. Io quando faccio una scelta, faccio esempio il calcio Padova, l'Interporto, non volevo andare dopo, mi appassiona moltissimo, ma piuttosto che la mia azienda, qualsiasi cosa, a me piace moltissimo e ci metto il massimo d'impegno. In questo caso amministrare un comune è molto diverso dalle altre e ho sentito una forte responsabilità e a me emoziona, si fa fatica, credo, forse è quello che dico io, ma forse l'unica che lo vede intimamente è mia moglie, nel senso che mi sopporta ogni giorno. Ma a me emoziona riuscire, non so, a concludere con il Presidente Zaia l'accordo dell'ospedale dopo anni e anni e anni, per cui quando mi riesco una cosa, o parlo con l'ingegnere Marcello, vado a finire l'alta velocità e la stazione, però sono cose fondamentali, mi fanno piacere, ma nel contempo passo per strada, vedo una carta per terra e la tiro su, ma questo lo facevo anche prima, io ho ancora tutti i numeri di tecnici della manutenzione,
quando ero una persona normale, e chiamavo, c'era la luce, non funzionava, uno scarico. Diciamo per me la città è... Giordani secondo me ha vinto perché era vicino a tutti, a tutto il... Io sono una persona normale, come gli altri. Perfetto. Normale nel senso stretto del termine. Ho solo la fortuna di poter fare una cosa che mi piace molto, ma non avendo un partito di riferimento, essendo un civico, io devo collaborare con tutti. Non è che devo, mi piace anche. Perfetto. Per cui parlo con tutti quanti, i gruppi politici, i miei assessori. Molte volte non siamo nella stessa idea, però secondo me le differenze nelle maggioranze che ci sono state aiutano anche queste a capire delle cose. Io sono cambiato in questi 5 anni, non ho detto sono migliorato, sono cambiato, ho conosciuto tante cose difficili, ho conosciuto fragilità, ho avuto un periodo difficile con il Covid, vi garantisco che sono stato 2 anni di quelli pesanti veramente, proprio come gestione amministrativa. A un certo punto avevamo tutti i problemi, i nuovi poveri, mancava gente che aveva bisogno. Per fortuna ho gente di qualità, per fortuna il governo ci ha aiutato, altrimenti sarebbe stato... Chiedo scusa, posso interrompere? Lei lo sa che mi sta rovinando tutta la scaletta. Perché? Perché no, nel mio essere di questa intervista avevo organizzato tutti i vari punti. Io non sono bravo, non sono un oratore. Io non sono un oratore, a me affascina quello che sto facendo, mi piace moltissimo. Perfetto, io le chiedo, senta, in questi mesi... E forse la gente ha capito questo? Perfetto, è stato chiaro. E in questi mesi che lei ha lavorato intensamente, perché io la conosco, una delle cose che ho apprezzato in lei, e mi chiedevo ancora tanti anni fa, nella sua riservatezza, nella sua timidezza, parlo a livello non di gestire aziende o roba, con le persone, lei a un certo punto è riuscito caratterialmente a buttarsi in mezzo alla gente e andare a parlare con loro. Non facile. Con un'umiltà che io mi permetto di dire, conoscendola bene, non avrei mai preventivato. Da dove è nata quella voglia? Quando lei ha iniziato 5 anni fa a fare, 5 anni e mezzo fa a fare la campagna elettorale, io sono rimasto allibito della sua volontà di andare in mezzo alla gente e mi chiedevo, ma io Giordani lo conosco, come fa a fare quelle cose che non mi vedevo in lui perché era molto riservato, chiuso in se stesso? Ecco, cos'è cambiato in lei in quel frangente? Quantomeno, le chiedo scusa, non la conoscevo sotto questo punto di vista, la conoscevo in tanti punti di vista, in questo non l'avrei mai previsto che avesse avuto questo comportamento inizialmente. Io mi ricordo ancora le prime fotografie che ho fatto con Franco Tane in piazza Ermitani. Ci ricordiamo che Tane è il fotografo ufficiale, sì, tanto per chi non lo sapesse. Non solo fotografo, si fa tutte le cose, però, tra le cose è anche fotografo. È uno dei miei collaboratori più importanti. La prima foto che facevo in piazza Alimentani mi vergognavo come un ladro, mi imbarazzava da far pure se in mezzo a una piazza e uno ti fa la foto e la gente passa e dice matto questo. Nel senso andare in mercati un po' alla volta, però ho visto che mi piaceva veramente stare insieme alla gente, parlarci, capire quello che mi dicevano e la gente ti dice anche piccole cose, se uno sa cogliere e vede che, io penso così, insomma, la gente ti vede sincero, non fai lì per fare l'attore, per fare finta di informarti, mi interessava sapere veramente le cose. Molte volte ho imparato le cose che neanche mi sognavo, piccole cose che uno dice ma perché non ci ho pensato io? No, mi scusi, sento, no, questo cambia, uno cambia. È lei che va in mezzo alla gente, certo. Che avevo dei dubbi, che poi dalla gente lei poi ci ha lavorato alla grande, questo non ci sono dubbi, però lei, Giordani, andare in mezzo alla gente conoscendola, che era molto riservato, ecco, come è passato, come è stato questo passaggio? Non lo so, è il mio istinto, vado all'istinto, io ho sempre detto non sono un politico, sono una persona normale, e man mano che faccio, chi mai pensava di aver fatto il Presidente del Paese, ho avuto la fortuna di farlo perché i miei cugini, mio padre, i soci, hanno detto fallo, ero terrorizzato anche a fare questo, per carità, perché è sempre paura di fare cose, sono grosse responsabilità, grosse emozioni. Io mi ricordo quando siamo andati in Serie A, finché vivo, penso, ma il giorno stesso delle elezioni del primo mandato è stata una cosa eccezionale. Ho dei ricordi, ho detto sempre, sono fortunato, perché riesco a fare le cose con semplicità, non credo di essere arrogante, ho una grande famiglia, lo dico tante volte, non solo mia moglie,
figli, generi, nuora, insomma, o nipoti fantastici. Vuol dire moltissimo, vuol dire quando uno è a casa. Siccome una chiacchierata così, le faccio anche una battuta in confidenza, che lei è fortunato, a forza di non le spiego un aneddoto, a forza di dirlo, lei ha talmente detto che lei è fortunato, la mia giornalista che segue il comune Elisabetta Corazza, un giorno avete fatto un paio d'anni fa un giro in aereo di turismo a Padova, un aeretto piccolo, e lei aveva molta paura di salire in quell'aereo e mi disse, ritornando in redazione, sono salita perché sono salito con Giordani e Giordani continua a dire che è fortunato, quindi l'aereo lo cade, e non è caduto fortunatamente. Proprio nel dire la fortuna, io credo che la fortuna abbia aiuta, sì, aiuta, però ci vuole anche positività, alla lunga ci vuole entusiasmo, la passione di mettersi a fare cose. Vedere Paolo Giaretta mi ha detto, appena letto l'altra volta, ha detto, sei infortunato, sai fare i mestieri più belli del mondo. Obiettivamente è vero. Mai avrei pensato di fare il sindaco, mai. Certo, nemmeno il secondo mandato. Infatti, se vi ricordate, dopo il primo mandato, basta, Dio mio, basta, perché è talmente impegnativo. Però dopo c'è anche un senso di responsabilità. Tutte quelle cose lì sono tutti progetti, dalla stazione alla Pandina. Poi arriviamo. Io voglio che la città, insieme a me, gli assessori, il gruppo riesca a fare le cose, perché Padova può fare un salto di qualità importante. Aspetti, arriviamo poi a tutti i progetti. Devo andare, io vado a ruota libera in spiaggia. Ci arriviamo sicuramente. Senta, lei una volta mi disse inizialmente, quando iniziò questa avventura di primo sindaco della città, guarda Giorgio, poi adesso professionalmente siamo a lei, però ci conosciamo bene. Io fare il sindaco non lo so, perché politicamente non conosco il meccanismo. Ecco, oggi, una volta, quando è iniziato a livello dirigenziale, a livello di amministrare, lei ha grandissime qualità, a livello politico aveva una mancanza ovviamente di esperienza. Totale. In questi 5 anni questa esperienza l'ha acquisita, essendo stato a contatto dei più grandi politici nazionali e via discorrendo, e ovviamente avendola avuta questa esperienza, cosa ha imparato in questi 5 anni dalla politica italiana? Ho imparato che bisogna sempre mediare, non c'è soluzione. Per ottenere i risultati o uno media, se no si scontra con gli altri. Penso che sia una delle qualità che può fare amministratore o politico. Se uno punta alla sua idea e non tollera nessuna interferenza, diventa difficilissimo. Diventa che uno va a casa, come è successo in altri casi al Comune di Padova. Per cui bisogna trovare la soluzione finale, è l'ospedale, ma io non immaginavo di trovare quella soluzione, pensavo a un'altra cosa. Però dopo, qual era la cosa importante? Avere l'ospedale, questo era prioritario, che basta discussione, facciamo l'ospedale. Ci arrivo in tutto, ma voglio far capire, per cui cambio idea, cioè trovo delle soluzioni diverse perché mi interessa l'obiettivo finale, questo per me è importante, per cui cambio, modifico. Dopo tante cose si fanno proprio per passione. Ho avuto la fortuna di conoscere tanti ministri e non avendo una radicalità politica su un gruppo di cui fare riferimento, vado d'accordo con il ministro D'Ingarra, piuttosto qualsiasi. Non avrebbe mai immaginato, adesso io guardi, non mi sono preparato talmente, credo di conoscere neanche la scaletta, non ho nulla, dunque vado a braccio anche io in questa intervista, perché avevo preparato un'intervista molto romanzata, invece poi andremo anche in un'intervista tecnica. Lei poi, tra l'altro, nel suo passaggio ha avuto, ecco, qui la fortuna, magari ho anche la bravura di conoscere e di stringere la mano al Presidente della Repubblica, di stringere la mano al Papa, di stringere la mano ai grandi personaggi. Sì. Ecco, in quel momento lei ha pensato, mamma mia Giordani, chi mai avrebbe pensato che un giorno avrei stretto la mano invece che a Borile al Presidente della Repubblica? Mai avrei pensato di fare il sindaco, mai avrei pensato di conoscere il Papa, mai il Presidente Mattarella. Emozioni incredibili, veramente fantastico. Ogni tanto dicevo, quando sono stato a Roma, è stato capitale del volontariato, Uspirita, Patrimonio dell'Umanità, e ho parlato per un minuto al mondo, in inglese, ma al mondo di Padova, non di Padova. Chi mai avrebbe immaginato una cosa del genere? È impossibile immaginare una cosa, eppure ho parlato di Padova al mondo.
E poi quando tornava a casa quella sera o andava a letto, quanto ci ha pensato a quell'intervista, a quelle strette di mano che ha fatto al Papa, al Presidente della Repubblica e tant'altro? Il Papa è stata un'emozione veramente indescrivibile. Cioè, no? Vedi questo personaggio che scende alla scala e aveva un po' di problemi all'anca e ti guarda con quel sorriso. Mia moglie no, ma io per 5 secondi non so più cosa dire, francamente. Mia moglie è molto più sciolta che l'ho invitato a venire a Padova, adesso ho visto che purtroppo ha qualche problema fisico, però ci spero ancora che venga a Padova, sarebbe un grandissimo onore. Non ha detto no, ha detto ma non conosco bene Padova e Venezia, ci spero molto, è un personaggio affascinante. Poi prima di incontrarlo ho fatto un'omelia a favore dei bambini, del lavoro chi sfrutta i bambini, che è stato qualcosa di emozionante, è bravissimo. Speriamo che magari si riprende, spero, mi auguro, sarebbe un grosso sogno che Senta, 5 anni fa iniziò questa avventura e proprio dal secondo giorno, anzi appena eletto, disse che poi ha mantenuto e voglio che Padova sia una città non di cattiveria, non di rabbia, non di lite, e in questo suo obiettivo è riuscito alla grande, però disse anche insistentemente io non farò più il sindaco, farò solo un mandato, farò questo, farò quell'altro. Insistentemente, poi tant'è che io le dicevo aspetti, perché poi fare il sindaco di una città e della sua città è una delle più belle cose che una persona possa avere. E poi cosa le ha fatto cambiare idea? Fare il sindaco è un onore, una cosa stupenda, però impegna totalmente. Nelle mie fantasie iniziali dicevo, beh, faccio 3 giorni di sindaco, 2 giorni riesco a lavorare in azienda più o meno. È impossibile, proprio impossibile, nel senso ti coinvolge talmente tanto, tanti sono gli impegni, specialmente in una città come Padova, che uno riesce a dormire. E dopo è qua, sabato, domenica, ma anche in bei predecessori non è che cambia il concetto. Dopo forse io avevo meno dimestichezza con la politica, con la gestione, per fortuna, ripeto ancora, avevo persone importanti, parlo di Tosetto Roberto, mi ha aiutato moltissimo, Massimo, anche se tutti quanti, ma non è simpatico, sa fare il suo lavoro, piuttosto che Jessica, dottoressa Canton, Franco Tanner. Sempre i suoi collaboratori. Ma ragazzi, voi, quando sono stato a casa da Jessica, dico, francamente, è stato a casa col Covid una settimana, ho in difficoltà, nonostante siano altre ragazze bravissime, però si è instaurato un rapporto tale che mi capisce il lavoro, come capisce il lavoro Roberto Tosetto, Massimo Bettini, ma tantissime persone. Se uno non fa squadra, non va in nessun posto. Io sono abituato a lavorare in questa maniera. Il Porto aveva una grande squadra, in caso aveva una grande squadra, in azienda a me ho una grande squadra, funziona solo così. Per me, senta, proprio nel ragionamento dei suoi collaboratori, i Mallelingo eppure quelli che circondano questo palazzo continuano a dire ma non è Giordani che comanda, è qualcun altro che comanda. Io conoscendola bene, anche nella sua famiglia dicono che comandano loro, poi un giorno lei mi disse Giorgio, io vi faccio credere che comandano loro. No, questo no, ma poi era una battuta. Questo non me ricordo. Aspetti, lo dico io che me lo ricordo bene, lei lo sa che mi ricordo anche bene. Anche sempre a casa in capo ma uguali. No, vabbè, però dice è una battuta, sto scherzando ovviamente, però alla fine lei ha preso decisione. Allora sotto l'aspetto politico ne abbiamo parlato, poi lei questo palazzo ovviamente ha l'ultima parola. È un'ultima parola pesante. Io ascolto tutti quanti, poi decido. Molte volte ho un'idea, me la fanno cambiare, perché no? Se trovo l'idea giusta o sbagliata, molte volte ha ragione uno, ha ragione l'altro, ne faccio sintesi, trovo un sistema per andare bene, andare d'accordo. Per cui a me capita in maniera naturale, dicono, ma decide questo di qui, decide chi vuole, l'importante è che Paolo faccia un salto di qualità, questo mi interessa, però alla fine io sono quello che decide, sempre, in qualsiasi caso. Poi chi mi conosce lo sa perfettamente. Il che non vuol dire che non lascia parlare gli altri, assolutamente, ma insistono anche 3, 4, 5 volte, cambio, modifico, mi interessa. Io sono un obiettivo solo, fare interesse della città. Sono fortunato, non devo rendere conto a un partito,
tutto l'aspetto economico. Qualche partito ce l'ha, dai, se è stato eletto, qualche partito che l'ha sorretto ce l'avrà pure, perché anche le ultime amministrative... Ma il Partito Democratico è bravissimo, ma anche lo so che non piace, Federico D'Incà, 5 Stelle, mi ha aiutato moltissimo, moltissimo. Mi spiace che non abbia avuto risultati. Carlo Calenda mi ha aiutato moltissimo, ha messo 2 persone nella mia lista. Veramente Letta è venuto qui, mi ha dato una mano, in senso proprio come stimoli. No, io non mi vergogno, assolutamente, sono contento che vengano qua persone che mi aiutano. Andiamo in pubblicità.